Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon inizio settimana, buon lunedì 13 luglio e vogliamo iniziare come sempre in questo modo. Grazie 247.282 volte grazie sempre, grazie ancora, ci avviciniamo sempre più ai nostri 250.000 amici che condividono ogni giorno questo nostro grande progetto. In realtà Io Compro Siciliano, amici, proprio ieri ha compiuto 3 mesi dall'inizio del suo percorso e Io Compro Siciliano nasce da un'idea che esprime un concetto ed è diventato poi lifestyle. È diventato, sì, un vero e proprio stile di vita, basandosi e esprimendo quella che è l'identità, la qualità e la provenienza del Made in Sicily. Sono tanti progetti che si portano avanti e devo dire proprio di ieri la notizia che Io Compro Siciliano è stato attenzionato anche in America. Siamo arrivati in America, presenti nel World Today News, che ha parlato di questa nuova realtà che Io Compro Siciliano, e devo dire che dopo Millionaire e dopo Milano Finanza siamo veramente tanto felici ed orgogliosi, grazie naturalmente a tutti voi che condividete questa idea. Noi vi diciamo, per chi fosse solamente da poco entrato a far parte di Io Compro Siciliano, compilate il form che trovate proprio nella nostra pagina ufficiale, nella parte in alto. In questo modo potrete inserire anche la vostra azienda all'interno del nostro grande database di Io Compro Siciliano. Ma naturalmente sapete che proprio in questi giorni stiamo per presentare ufficialmente il marketplace a marchio Io Compro Siciliano, il più grande marketplace delle eccellenze siciliane. Siamo felici perché stiamo veramente lavorando tra l'altro con tante belle aziende importanti, prestigiose. Siamo orgogliosi di questo, ancora ci stiamo muovendo per quello che è il settore del turismo, sapete, con il portale del turismo siost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e poi la Sicily City Pass, che è una card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia agevolati da ogni tipo di percorso, da quello legato alla struttura museale piuttosto che alla struttura di ricezione, ancora i parchi naturali. Abbiamo veramente tanti protocolli di intesa che abbiamo già firmato, altri che si stanno sviluppando proprio in questi giorni. Stiamo lavorando con la Svezia, l'Australia, insomma siamo veramente tanto tanto felici. Questo lunedì, carissimi signori, vogliamo iniziarlo con questo. Non sentite già? Io sento quasi l'odore, l'aroma, perché si dice che la vita è un grande e bello, immenso viaggio, ed è un viaggio, sapete, verso dove e verso cosa? Alla ricerca della tazza di caffè più buona che ci sia. E noi l'abbiamo presa e portata qui, cari amici. Signori, siamo felici in questa giornata di parlare ancora di un'azienda che rappresenta eccellenza siciliana. Stiamo parlando di Caffè Monti. Abbiamo con noi il titolare dell'azienda Giuseppe Monti e il responsabile commerciale Claudio Geraci. Buongiorno, benvenuti e bentrovati. Buongiorno Katiuska. Buongiorno. Sono veramente tanto felice quando si parla di eccellenze, e poi, come dire, per chi come me sono tantissimi gli amici a cui piace bere un buon caffè, l'azienda Monti sicuramente rappresenta questo. Mi piacerebbe, prima di iniziare questa bellissima conversazione con Giuseppe Monti, titolare, proprietario dell'azienda Monti, ma anche con Claudio Geraci, responsabile commerciale, mi piacerebbe dare dei dati.
Innanzitutto ci sono 42 chicchi di caffè all'interno di una tazza che beviamo, ancora 175 caffè serviti ogni giorno all'interno di un bar italiano, sono 6 kg i caffè che beviamo personalmente in un anno, e poi sono 2 espressi almeno al giorno, insomma, che beviamo, e poi questi 2 espressi al giorno diventano anche 4, magari anche di più quando si parla di caffè buono come il caffè Monti. Bene, parliamo e iniziamo questa intervista con Giuseppe Monti. Buongiorno, buongiorno. Mi piacerebbe che lei potesse condividere. Io ne consiglio 5 al giorno. Ma infatti io dicevo che sono 2 di media, poi quando il caffè è buono come il vostro diventano 4 e anche di più, è vero? Bene, Giuseppe Monti, parliamo della sua esperienza e soprattutto della sua azienda, da questa storia, perché noi diciamo sempre che dietro a un prodotto c'è sempre un volto di un imprenditore che noi vogliamo far conoscere al popolo di Io Compro Siciliano. Giuseppe Monti. Allora, l'azienda, innanzitutto io nasco come rappresentante di caffè, quindi nel 2000 mi imbatto in questa avventura, inizio a lavorare con un'azienda in particolare e inizio questo mio percorso di attività come rappresentante. Quindi inizio a conoscere comunque il territorio, quindi inizio a lavorare sul territorio ovviamente, quindi Palermo, provincia, inizio a girare a vendere caffè linea bar, perché ancora nel 2000 non c'era la monoporzione, quindi la cialda, la caps, era pochissimo mercato. Da lì inizio a fare la mia esperienza e dopo circa 10 anni di aver fatto questo lavoro per conto di altre aziende, inizio ovviamente dopo quell'esperienza a conoscere bene i gusti palermitani e anche siciliani, quindi in ogni città cosa preferivano o più o meno rispetto ad un'altra, e da lì si inizia a spuntare questo mondo di monoporzione, quindi la cialda, la capsula. Inizia a lavorare proprio su un progetto di un caffè che si avvicina intanto ai gusti nostri siciliani, palermitani specialmente, e poi a cercare di fare un prodotto simile che può essere al bar, quindi una cialda, una monoporzione simile al bar, quindi la possibilità di degustare un caffè come al bar e a casa. Quindi nasce tutta la voglia e lì inizio ad acquistare i primi macchinari per fare queste produzioni, e io da solo iniziai a tostare, confezionare e vendere, quindi facevo tutta la filiera da solo. Da lì pian piano poi oggi diciamo che abbiamo una bella realtà con circa 30 persone che lavorano con noi, chi si occupa della produzione, chi dell'amministrazione, chi della rete vendita, insomma oggi diciamo che ci siamo. E quindi il prodotto... Io la interrompo un attimo perché ci sono dei saluti che arrivano da parte dei nostri amici e mi piacerebbe naturalmente porgerli a lei. Il primo dei saluti è di uno dei 3 fondatori ed esattamente di Francesco Caravello. Buongiorno Katiuska, buongiorno ai tuoi ospiti. Francesco Caravello, tra l'altro, conduce alla regia, dico soltanto di fermare i messaggi così adesso li leggiamo. Francesco Caravello conduce ogni giorno alle 18 Aperitivo Social, che è un altro nostro format di punta quotidiano, e lui è proprio lui che dice è bello dare il volto alle aziende, perché poi quando si acquista consapevolmente, perché si sa che dietro quel prodotto c'è una bella faccia di un imprenditore che ha deciso di costruire qui la sua azienda, e quindi questa cosa volevo dirla. Quindi ciao grande Ciccio, e volevo anche approfittarne per salutare Davide Morici e Giuseppe Giorgiani, che sono gli altri 2 fondatori ideatori di Io Compro Siciliano. Ancora messaggi. Franco Safina, buongiorno e buon inizio settimana con Katiuska, e noi dobbiamo portare avanti Io Compro Siciliano. Grazie Franco. Franco tra l'altro è un'eccellenza legata alle ceramiche, quindi saluto anche tutti gli artigiani che fanno parte del mondo di Io Compro Siciliano. Fausta Intravaglia, attrice, buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi. Buongiorno cara Fausta, grazie anche a te. Dora Mirabello, buongiorno, ciao cara Dora.
abbiamo ancora un messaggio da parte dello chef Mariano Carbonetti. Mariano Carbonetti, pensate, è anche un antropologo legato, oltre ad essere un insegnante, uno chef, è un antropologo che studia proprio la storia e racconta la storia dei nostri piatti siciliani. Dice: buongiorno Katusca e a voi tutti di Io Compro Siciliano. Il Monti, sentite, il Monti, una vera eccellenza siciliana. Certo, lo avrei messo, Katiuska, nella pubblicità al posto di Carmen Russo. Ah beh, avete, cioè, effettivamente, grazie, è un amico Mariano. Grazie Mariano, grazie a cui c'è ancora un messaggio di Sebastiano Passarello che dice: ciao Stellina, un grande bacione, ciao a tutti, ciao cari amici. Bene, noi abbiamo parlato, Giuseppe Monti, lei ci stava raccontando appunto la storia della sua azienda, lei diceva oggi l'azienda rappresenta anche un punto di riferimento per tante persone che lavorano con noi. E devo dire, nella sua bellissima squadra lei ha scelto, diciamo, uno dei migliori, se non il migliore, che è responsabile della parte commerciale, che è Claudio Geraci. Claudio Geraci, che conosco veramente, direi, da oltre un ventennio, è un punto di riferimento per aziende importanti. Devo dire, Claudio, sono felice che tu commercialmente sei proprio responsabile dell'azienda Monti. Raccontaci anche tu quella che è l'esperienza, perché rafforzando anche quello che diceva poc'anzi Giuseppe, è importante avere un'azienda che poi racconti il territorio, nel senso che lo includa e che essa stessa diventa poi incubatrice di aziende, di altri canali, di altre sinergie. Raccontaci la tua esperienza. La mia esperienza, devo dirti la verità, perché tu sai che mi sono occupato per tanti anni di comunicazione e devo dire grazie a Carmen Russo, perché il nostro rapporto professionale è nato da quegli spot, quindi comunque dalle programmazioni sulle televisioni siciliane. Da lì è nata una complicità nel vendere da parte mia, acquistare da parte sua pubblicità, e un po' sai quando nasce quel feeling che comunque un'azienda, come ha detto lui, che ha fatto nascere da una sua gestione totale a farla diventare veramente non più un'incubatrice di impresa, ma proprio un'impresa a tutti gli effetti, anche perché oltre poi la parte produzione, poi parleremo anche dopo, abbiamo una parte di sviluppo con dei punti vendita nostri direzionali. Da questo nasce l'esigenza, un'azienda ha bisogno di alcune figure commerciali, e devo dirti la verità, un po' sotto forma di una velata minaccia mi disse ai tempi: quanti soldi mi stai facendo spendere in pubblicità, un giorno mi devi fare guadagnare. Quindi da lì è nato questo rapporto e oggi abbiamo un gruppo di agenti che gira per la Sicilia e piano piano diciamo che il progetto parte proprio dalla Sicilia, punto a punto è arrivato a Messina e faremo dei piccoli passi in Italia. Abbiamo già fatto delle fiere grosse, siamo stati presenti con il marchio Monti, quindi con il marchio Sicilia, e devo dirti con grandi risultati, perché poi la gente ci ha visto in fiera, siamo stati all'Osso, siamo stati al Siget, dovevamo fare il Venditalia ma è saltato per ovvi motivi. E una cosa che mi è piaciuta, io la prima volta che entravo nel settore comunque del caffè dall'altra parte, diciamo, e ho notato che come sempre il progetto Sicilia in tutta Italia, poi in tutto il mondo, è sempre riconosciuto fortemente per il food, per il cibo, per la produzione, per il sole, per la bellezza, per il calore. Devo dirti, e non volevo aprire una maglia, ma una cosa che probabilmente anche grazie a questo progetto Io Compro Siciliano ci avvicina un po' a tutto il mondo, è la distanza per le consegne, per i mezzi di trasporto, per tutto quello che interviene dalla Sicilia in su, perché comunque il fatto che siamo staccati dall'Italia ogni tanto ci penalizza nei costi di spedizione e quant'altro. Sono entrato un po' nel dettaglio perché magari anche nel costo prodotto molto spesso il non essere vicini crea una distanza economica non indifferente. Però il nostro progetto è di salire piano piano l'Italia. Noi non vogliamo esagerare, noi vogliamo fare le cose giuste, vogliamo arrivare nei punti giusti. Già abbiamo clienti in Sicilia, abbiamo clienti a Peschio, nel Gargano,
che ha scelto, ha analizzato un po' l'Italia e poi ha scelto Caffè Monti per il suo prodotto di punta. Quindi comunque noi per questa persona facciamo già dei prodotti personalizzati e vendiamo il nostro prodotto a marchio Monti. Poi sul discorso che ci mettiamo la faccia, lo vedete dagli spot, lui ha iniziato, diciamo, a fare comunicazione proprio da quello, un po' alla Giovanni Rana, però diciamo che lui ci ha messo subito la faccia rischiando in prima persona, e questo devo dirti che mi è piaciuto. Sì, che poi Claudio sembra in realtà una cosa così invece importante, perché dietro al fatto di metterci la faccia c'è sempre un grande senso di responsabilità e come ancora di più avallare quello che poi è il prodotto stesso. Avete capito dal racconto di Claudio che l'azienda Monti è un'azienda che crede fortemente nella presenza del territorio. Devo dire che Giuseppe Monti, voi state, abbiamo anche in linea con Io Compro Siciliano, dico io, camminare velocemente, che è poi quello che dicono i tre ideatori di Io Compro Siciliano, che significa un po' quello che adesso Claudio ci stava raccontando, camminare pian piano, no? Cioè, in questo cammino cercare di arrivare anche in altri mercati e arrivare anche ad altre mete che siano poi loro stesse, le mete stesse, punti di partenza. Giuseppe, è importante, lei ha fortemente creduto, lei veniva già da un'esperienza appunto commerciale, poi ha deciso di diventare imprenditore. Quanto è importante poi la presenza, cioè scegliere di aprire la propria azienda in Sicilia? È una bella sfida, però è importante. È importante perché sono dell'idea non è impossibile, bisogna crederci e andare avanti. Quella è stata la mia forza. Guardando da fuori, da quello che c'è in giro, ovviamente chiunque ha paura, ha terrore, ma bisogna crederci. Io ci ho creduto, ho dato veramente l'anima in tutti i sensi, però ho creduto al prodotto, sono riuscito a farlo, ripeto, io ho iniziato che tostavo, confezionavo e vendevo, quindi tutta la filiera la facevo io, quindi ho toccato proprio con mano, l'ho fatto con amore, e lì è stato il successo. Quindi oggi comunque, ripeto, abbiamo un'azienda con dipendenti, e dico oggi la realtà c'è, quindi... Oggi poi i risultati sono poi il premio di quelli che sono tanti anni di impegno e di sacrifici. Ancora qualche messaggio? Chiedo alla regia di mandarci ancora qualche messaggio. Allora, il Faraone Palermo, buongiorno carissima Katiuska, a te e ai tuoi ospiti, buongiorno caro amico, grazie anche oggi per essere con noi. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, buon inizio settimana, ciao cara Amalia. Anche lei è una frequentatrice dei nostri live. Abbiamo Piero Pirò, buongiorno dal Pirò, ciao caro amico. Abbiamo ancora Sebastiano Passarello che comincia a pensare alle ferie, dice -20 e si parte per le ferie. Buon viaggio, siamo felici che si comincino a programmare le ferie. In Sicilia naturalmente, perché un altro punto importante che diciamo ogni giorno è: viaggiamo in Sicilia, partiamo da noi, partiamo dalle nostre aziende, abbiamo tantissimi luoghi meravigliosi da vivere, da visitare, tanta storia, tanta arte, tanta cultura, tante manifestazioni che si stanno piano piano cominciando a sviluppare, quindi piano piano io dico, ed è quello che diciamo da quando diciamo si è un po' riaperto il mondo, vivere in sicurezza le nostre giornate è naturale, però diciamo sempre ai nostri amici, cominciamo dalle cose più semplici, cominciamo a riprendere le nostre abitudini, che è anche quella di andare al bar la mattina e prendere il buon caffè che ti permetta anche di iniziare un nuovo modo di vivere, però con il nostro quotidiano che non dobbiamo abbandonare. Questo aiuta sicuramente le nostre aziende. Ancora Alberto Labua, Caffè Monti, grande eccellenza siciliana della famiglia di Io Compro Siciliano. Beh, allora a questo punto Alberto, che è il nostro
responsabile commerciale. Volevo fare un grande saluto ad Alberto, ragazzo uomo della squadra di Io Compro Siciliano, molto preparato. Ciao grande Alberto, e mi hai dato, carissimo Alberto, proprio spunto per arrivare alla prossima domanda. L'azienda Monti è un'eccellenza siciliana e questo lo sappiamo, lo viviamo, anche loro fanno parte del mondo di Io Compro Siciliano, e a questo punto permettetemi di inserire la terza domanda. Mi piacerebbe sapere quelle che sono naturalmente le varie, e questo potete rispondere sia a Giuseppe Monti, che è il responsabile commerciale, che è Claudio Geraci, parlare proprio di quelli che sono i prodotti. E fra questi prodotti, visto che l'azienda Monti fa parte anche di Io Compro Siciliano, perché stiamo per presentare, sapete, il nostro marketplace, l'azienda Monti sarà proprio fra le aziende d'eccellenza all'interno del nostro marketplace, parlare anche di una nuova linea che sarà proprio Io Compro Siciliano. Ci volete raccontare un po'? Sì, questo la dico io. Allora, abbiamo sposato l'idea di Io Compro Siciliano, stando un po', noi ci siamo riusciti a non fermare proprio durante il periodo del Covid, abbiamo mantenuto un po' sia produzione che linea, anche perché, come diceva lui, sono 30 famiglie, se non di più, perché ci sono anche le altre società della gestione dei punti vendita. E quando abbiamo scoperto, abbiamo seguito la nascita di Io Compro Siciliano, Giuseppe è stato contattato proprio da Alberto per parlare di questo progetto. Devo dirti che inizieremo, ma per problemi tecnici, a essere con voi con la nostra linea, con la linea Monti, che trovate nei nostri punti vendita, su internet, e comunque anche nelle rivendite di tutti i più grossi rivenditori della Sicilia. Abbiamo studiato un packaging che ho mandato a Fabio prima, non so se si può mettere in video, però ho mandato il link con l'immagine del cartone, lo potremo anche dare in anteprima, non so se Fabio lo può mandare in video, questo lo chiedo, a lui non lo vedo, però magari ci sta sicuramente ascoltando. Non so se può mettere l'immagine del packaging. Abbiamo studiato una linea ok, con delle immagini di maioli che comunque un po' più siciliana. Abbiamo studiato sia la linea dal punto di vista visivo, quindi comunque il cartone, l'incarto e tutto quanto, sia una miscela particolare che verrà studiata soltanto per questo progetto. Perché noi crediamo in questo progetto, vi ripeto, giro a voi i complimenti, perché siete nati con una pagina Facebook, se non vado errato, poi tu correggi, mi capisca se dico qualcosa che non va, però da quella avete creato un progetto, e questa è la stessa cosa che hanno fatto le aziende a sviluppo inizialmente familiare, che poi portano la propria idea in un progetto di business. Questa realtà è nata e noi vogliamo seguirla con un prodotto particolare. Questo prodotto siciliano sarà una linea dedicata a questo progetto. Ci saranno anche la nostra linea normale, cioè quella ufficiale, quella che trovate nei nostri punti vendita un po' dovunque, però questo è il progetto di Monti Siciliano, quindi comunque sarà una miscela ancora più raffinata per portare un po' l'odore. Io non so se tu, che macchinetta hai del caffè a casa? Ma io sono ancora all'antica, nel senso che ho la moka tradizionale, però mi sa tanto che devo venire in azienda perché devo rinnovare anche la mia moka, perché non solo poi, vabbè, perché è chiaro, dentro la moka poi solo ed esclusivamente il caffè deve essere Monti, su questo non ci si muove, però a questo punto, visto che bisogna anche rinnovarsi, perché dico, è importante la tradizione che diventa innovazione, e siccome io voglio assolutamente seguire poi le aziende eccellenti, allora io verrò in azienda perché devo assolutamente immaginare una nuova macchina del caffè, ok? Sempre con caffè Monti, giusto? E possibilmente, se poi c'è, come dire, un vestito da indossare, no? Perché so che ci sono delle chicche anche per quello che riguarda, è vero? Sto dicendo troppo? No. Noi abbiamo anche parallelamente un'altra azienda che fa macchinette, quindi abbiamo anche lì creato un design particolare siciliano che riprende anche la Sicilia, quindi ed è il giusto abbinamento tra caffè e macchinetta, dove possiamo veramente esprimere col
prodotto, i giusti gusti. Quindi dico... Quindi il gusto che diventa anche gusto visivo, anche perché dico è importante poi, come stava dicendo adesso Claudio, anche il packaging, no, diventa una cosa assolutamente importante. La tradizione che diventa innovazione. Beh, io devo dire oggi abbiamo veramente raccontato tanto, quello che è venuto fuori da questo nostro incontro di oggi con l'azienda Monti, con il titolare dell'azienda Giuseppe Monti e con il responsabile commerciale Claudio Geraci, sicuramente questo grande entusiasmo, e devo dire anche quello che è il vostro modo di vivere con passione l'attività, l'entusiasmo, e questa è una cosa che si percepisce. E quindi noi siamo ben felici quando vediamo imprenditori così, quando vediamo responsabilmente figure professionali come quella di Claudio portare avanti con forza un'azienda, quella stessa passione che poi tutto il mondo di Io Compro Siciliano mette, come dicevo poi all'inizio, in questo lifestyle, in questo stile di vita, no? Partiamo proprio da noi. Abbiamo avuto modo e abbiamo aperto oggi la nostra puntata dicendo proprio che un articolo molto bello che è su World Today News, che è questa importante rivista che viene pubblicata in America, si parlava di Io Compro Siciliano. Questo per dire che gli imprenditori, gli uomini, ma anche noi che siamo consumatori, stiamo forse vivendo questo periodo di rinascita, perché dietro poi un periodo buio c'è sempre qualcosa che scatta, c'è sempre una nuova coscienza, una nuova ricerca forse di un'identità a volte perduta, e quindi ancora di più felici davvero di parlare con imprenditori come voi. Bene, Giuseppe Monti, ultima battuta e siamo pronti. Noi a questo punto ci vediamo in azienda perché bisogna prendere assolutamente una macchina che abbia anche la veste che esprima sicilianità. Poi i nuovi prodotti, Claudio Geraci, i nuovi prodotti, io sarò lì ben pronta se volete un degustatore, anche perché io sono felice anche di modificare quelli che sono i piani, perché se un italiano in media consuma 2 caffè al giorno, chi conosce il caffè Monti stravolge questo piano, perché non sono più 2 ma diventano almeno 5. Quindi io mi candido per essere degustatrice del nuovo aroma studiato appositamente per Io Compro Siciliano. Volevo ringraziarvi davvero per questa giornata, è stato un bellissimo lunedì, anche perché adesso, non appena termino la diretta, regolare un buon caffè per continuare la nostra giornata. Volevo salutare tutti gli amici che anche oggi sono stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento delle 18 con Francesco Caravello, Aperitivo Social, sempre nuovi appuntamenti, sempre la possibilità di conoscere le nostre eccellenze, i nostri prodotti. Continuate a seguirci e credere in questo bellissimo viaggio fatto di arte, cultura, aziende e soprattutto storie. Benissimo, a questo punto voi vi siete messi lì ben lontani, ma è d'obbligo per chiudere ogni appuntamento. Potreste per favore avvicinarvi alla camera? Vicini. Sì. Vicini ancora di più? Ora sì. Va bene. Ma magari Giuseppe potrebbe venire un po' più vicino? Venga un po' più avanti? Ok. A questo punto... Aspetta. Sì. No, ti avevo perso. Ecco. Ok, ci siete? Mi seguite? Ok. Sì. Non possiamo non terminare questo appuntamento, perché vi assicuro che porta fortuna, quindi è proprio scaramantico, una cosa che bisogna fare per forza. In questo modo dovreste ripetere con me: io
compro siciliano. Ci piace, questi sono gli uomini che ci piacciono e la Sicilia che ci piace. Grazie all'azienda Monti, eccellenza siciliana. Con me ci si vede domani alle 12. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie a